dopo Onda Libera anche gli stralci, alcuni stralci della discussione alla Camera in merito alla legge elettorale. Sono in corso nell'aula della Camera le dichiarazioni di voto finali sulla legge elettorale, con dibattito trasmesso anche in diretta televisiva. Al termine la votazione poi del testo che passa al Senato. E sempre in tema di governo, l'altro titolo di primo piano dell'agenzia ANSA di stamani è il piano Renzi per il taglio delle tasse cosiddetto. Non ci sono le coperture, anche se il Premier dice che le coperture sono solide, però per il momento non le conosciamo. L'obiettivo sarebbero i redditi fino a 15.000 euro, cioè gli sgravi IRPEF. E sempre dal primo piano dell'ANSA di stamani c'è un sondaggio sulle intenzioni di voto degli italiani commissionato dall'agenzia ANSA, agenzia Stefani, come l'abbiamo ribattezzata, all'Istituto Piepoli. Il centro-sinistra sarebbe in vantaggio di circa 4 punti, 38%, con la nuova legge elettorale scatterebbe premio di maggioranza del 15%, ma solo per la Camera, perché per il Senato la legge elettorale non si fa in vista dell'abolizione futura del Senato. Insomma, siamo al bla 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 più assoluto, mentre l'Istat racconta è caduto il potere d'acquisto e aumentata la pressione fiscale nel 2012. La notizia non coglierà certamente di sorpresa i cittadini. E infine c'è una notizia di cronaca giudiziaria che fa discutere. I giudici del Tribunale per i minorenni di Catanzaro hanno condannato a 22 anni di reclusione Davide Morrone, 18enne, che nel maggio 2013 uccise la fidanzata sedicenne Fabiana Luzzi, bruciandone poi il corpo quando la ragazza era ancora viva. La sentenza è stata emessa dopo oltre 3 ore di Camera di Consiglio. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna di Morrone a 22 anni, è giusto appunto. Non lo lascio solo, non lo lascio in carcere, ha detto la mamma di Davide Morrone, condannato appunto a 22 anni, mentre il padre della ragazza ha detto: come genitore avrei voluto l'ergastolo. Questi sono gli argomenti principali dell'agenzia ANSA di questa mattina, perlomeno in questo momento. Tanto, come vi dicevo, noi dovremo essere in collegamento telefonico con Nicola Piccenna per riprendere il discorso che abbiamo introdotto l'altra mattina in relazione a una vicenda che riguarda anche il viceministro e già presidente della regione Basilicata, ma anche sottosegretario all'epoca con il ministro Bersani, con Bersani ministro dello sviluppo, delle attività produttive, dell'industria, insomma, Filippo Bubbico appunto. Intanto buongiorno a Nicola Piccenna. Buongiorno Giulio, buongiorno agli ascoltatori. Allora, tu hai posto una questione e hai raccontato un altro dei tanti fatti per i quali ti ritrovi molto spesso ad avere a che fare con le aule di giustizia, che riguarda appunto il viceministro agli interni Filippo Bubbico, già presidente della regione Basilicata e sottosegretario con Bersani, quindi una carriera di governo di primo piano, un uomo politico che ha attraversato il post Berlusconi, diciamo così, dal novembre del 2011 in avanti sostanzialmente al governo, e che è riuscito confermato anche con l'ultimo governo Renzi nella sua posizione di viceministro. Il viceministro Bubbico ha querelato te e il direttore del quotidiano, del settimanale Il Resto, che aveva pubblicato un articolo in relazione a una vicenda della quale ci stai cominciando a parlare, che adesso ripercorriamo per intero, direi con più calma, avendo più tempo questa mattina, e che è uno dei tanti episodi che poi ti hanno condotto a dover frequentare, non certo da turista, ma da protagonista, le aule di giustizia. Tra l'altro, tu ci hai fatto il conto, Nicola, l'altro giorno, che dei procedimenti giudiziari che riguardano te, che riguardano l'allora direttore del settimanale Il Resto, Nino Grilli, sono una quantità impressionante e per fortuna, diciamo, c'è un avvocato, anzi un pool di avvocati che gratuitamente fornisce il proprio patrocinio, altrimenti penso che non te la saresti potuta cavare, no? E qui tocchiamo un altro dei tasti fondamentali, cioè chi fa informazione come te in maniera onesta, cioè penetrante, cioè diremmo in un mondo ideale normale, approfondendo le cose e cercando i fatti, poi si trova ad esempio il potente di turno, il vice ministro Bubbico, del quale parleremo nel caso specifico al quale abbiamo accennato l'altro giorno, che gli mette i bastoni tra le ruote. E mettere i bastoni tra le ruote significa anche seppellire una persona di procedimenti giudiziari.
Infatti qualcuno mi ha domandato tra gli ascoltatori: ma come fa Nicola Picenna a sopravvivere con 70, 80, 100 cause, perché tra dirette e indirette, ci hai fatto il conto tu l'altra volta, superiamo il centinaio di procedimenti pendenti. Come si fa a affrontare una mole di processi di questa natura, con i relativi costi peraltro, perché sono anche soldi, no? Come si fa, Nicola? Beh, intanto diciamo io ho in tutti questi svantaggi o in questi accidenti ho una fortuna. Io sono un tecnico informatico, sono un perito in informatica di formazione, e quindi ho fortunatamente una buona capacità di gestire grandi quantità di dati, quindi ho tutti questi procedimenti inseriti nel computer e ho una certa facilità a reperire i documenti man mano che le udienze si snocciolano e si susseguono. Questo mi dà anche la possibilità, diciamo così, dal punto di vista dell'attività giornalistica, tecnicamente, di mettere insieme i pezzi e di collegare le incongruenze quando ci sono, perché spesso i pronunciamenti in sede giudiziaria sono antitetici ad altri pronunciamenti in sede giudiziaria, quindi c'è una grande quantità di dati da gestire, che io riesco a gestire facilmente perché sono un informatico di formazione. Questo è la prima possibilità. La seconda, quella che accennavi tu, cioè noi siamo riusciti a sopravvivere perché c'è stato un gruppo di avvocati che ci ha difeso, ha patrocinato le nostre cause gratuitamente. Diversamente non eravamo assolutamente nelle condizioni di pagare degli avvocati per questo lavoro. La terza riflessione, che non è secondaria rispetto alle prime due, è che quando si instaurano un numero così elevato di procedimenti a carico di una persona, di due persone, come nel caso nostro, i querelanti dovrebbero rispondere delle querele temerarie, come è dimostrato in questi casi, nel senso che querelare inutilmente per fatti palesemente non veri, oltre che come devo dire, incarnare il reato di calunnia, accusare una persona falsamente sapendo che lo si accusa falsamente, tecnicamente comporta il reato di calunnia, che è un reato gravissimo. Oltre a questo, bisognerebbe in questi casi intravedere il reato di querela temeraria, cioè è proprio palese che se c'è una persona che querela tutti gli articoli per un anno intero, quindi per 52 settimane, tutti gli articoli in cui compare il suo nome, quindi fa 52 querele, e di queste 52 querele nessuna va, come devo dire, a risultato, cioè le querele sono tutte, si rivelano tutte infondate, beh, questa persona non deve rispondere solo di calunnia, deve anche rispondere di querela temeraria, e deve essere chiaro che sta impedendo la libertà di stampa, sta limitando la libertà di stampa utilizzando una forma, quella della querela continua, quella del ricorso al sistema giudiziario, ovviamente in maniera impropria, che addirittura il codice inquadra nelle attività, nelle metodologie mafiose, cioè ricorrere alla giustizia in maniera esagerata, in maniera impropria, come è avvenuto nei nostri casi, ha un termine preciso, si chiama metodologia mafiosa, ed è quella che hanno sistematicamente adottato nei nostri riguardi. Noi ci stiamo difendendo da alcune persone ben individuate che hanno utilizzato la giustizia per bloccare l'attività giornalistica, perché è anche chiaro che stare dietro a oltre 130 procedimenti, questo è il numero, procedimenti penali, comporta, così per dare un'idea, se ci fosse per ognuno di questi procedimenti un'udienza ogni 2 anni, e ce ne sono di più, vorrebbe dire avere 60 udienze all'anno, cioè vorrebbe dire avere udienza tutte le settimane e qualche volta più di un'udienza in settimana. Ci sono settimane in cui io ho dovuto sostenere 4 o 5 udienze in 4 o 5 sedi diverse, cioè Matera, Catanzaro, Salerno, Roma, per dire
quanto è diventata complicata. Ecco, questo problema noi vorremmo portare all'attenzione nazionale, cioè c'è un modo per impedire la libertà di stampa che noi abbiamo sperimentato sulla nostra pelle, documentato in atti giudiziari e sul quale noi vorremmo che anche gli organismi nazionali, l'Ordine Nazionale dei Giornalisti, prendesse una posizione ferma e chiara. Ecco, tra l'altro, Nicola, su questo punto noi ci eravamo sentiti qualche mese fa perché avevate mandato una lettera aperta all'Ordine dei Giornalisti e ai giornalisti dicevate figli di un dio minore, no? Sollecitando una presa di posizione su una questione. Risposte? Non c'è stata una presa di posizione, diciamo, sul piano personale da parte del presidente Jacopino, che sul suo blog ha pubblicato un intervento, diciamo così, di solidarietà, di testimonianza a riguardo, ma non c'è stata nessuna presa di posizione ufficiale dell'Ordine dei Giornalisti, né quello nazionale né quello locale, quello regionale della Basilicata. Ora, in particolare, così l'aggiungo come notizia, noi avevamo chiesto recentemente, proprio in occasione dell'udienza del processo di cui parleremo fra poco, quello sulla querela del viceministro Bubbico, avevamo chiesto espressamente al presidente dell'ordine regionale della Basilicata, Mimmo San Martino, che fosse presente lui personalmente all'udienza. Non perché abbiamo bisogno di essere difesi, noi ci sappiamo difendere da soli e l'evidenza dei fatti ci difende, ma perché volevamo che ci fosse una testimonianza chiara di schieramento dell'ordine su un tema che è chiarissimo, cioè nella vicenda di questo processo non ci sono dubbi sul fatto che noi abbiamo scritto delle cose vere, documentate, eccetera, eccetera. Quindi era l'occasione in cui l'Ordine dei Giornalisti regionale avrebbe potuto e noi riteniamo dovuto assumere una posizione ufficiale. Ma certo, ma anche perché, scusami, non si è scusami preoccupato neanche di rispondere, dico... neanche di farci avere una notizia, ha delegato un componente del Consiglio dell'Ordine regionale, il quale componente, avendo degli impegni quel giorno, non è venuto e ci ha mandato una comunicazione dicendo: mi scuso, non posso venire. Ora, tutto è possibile e vanno rispettati gli impegni di tutti, ma l'Ordine dei Giornalisti di Basilicata, che non ha detto una sola parola chiara su questa vicenda, è, per quanto mi riguarda, una vergogna che va messa come medaglia di cartone sul petto del presidente regionale dell'Ordine della Basilicata. No, anche perché, dicevo Nicola, la questione, poi adesso ne parleremo, la questione riguarda una funzione fondamentale, quella di informare, e davanti a un uomo di governo che calunnia, che ricorre allo strumento del processo per limitare la libertà di stampa, beh, a questo punto noi parlavamo stamani della Russia di Putin, no? In maniera un po' controcorrente rispetto alla vulgata e all'opinione dominante diffusa dai grandi giornali. Ma le vicende che tu ci hai raccontato in questi anni e quella della quale parleremo ancora oggi, insomma, non hanno molto a che fare con la libertà di informazione. Anzi, il fatto che un uomo di governo calunni dei giornalisti, come vedremo, perché poi alla fine la conclusione non può che essere questa, per limitare, per condizionare la loro libertà e la libertà di stampa in senso generale, beh, se questo non chiama in causa l'ordine dei giornalisti e la funzione dell'ordine dei giornalisti, della quale peraltro molti dubitano e della cui necessità molti dubitano, però è un tema che dovrebbe riguardare in maniera assoluta l'ordine dei giornalisti e questa professione, perché altrimenti appunto si finisce per tollerare questa prassi di ammazzare un giornalista di querele e di procedimenti giudiziari per poi alla fine cercare di limitare la sua possibilità di fare il suo lavoro, cioè di informare la collettività, perché poi alla fine non credo che questo sia un mestiere che si risolve solo nel solipsismo, cioè nell'egocentrismo e nell'autocompiacimento. Questo è un mestiere che dovrebbe avere una funzione pubblica e questo è l'altro aspetto importante, perché sapere determinate cose, nel caso specifico del quale parleremo oggi, del vice ministro Bubbico,
serve anche al cittadino elettore e al cittadino in senso generale, perché Bubbico è un uomo di governo e le azioni, i fatti, le opinioni, i comportamenti di chi ci governa devono essere raccontati, devono essere conosciuti. Mi sembra una cosa elementare. L'ordine dei giornalisti, insomma, qui non ha fatto un tubo, diciamolo chiaro, no? Esatto. Allora, Nicola, entriamo. Soprattutto non si è espresso, noi avevamo chiesto anche eventualmente che si esprimesse, diciamo così, contro l'operato del giornalista, cioè noi non pretendiamo che l'ordine difenda a tutti i costi il giornalista, ma in un caso così grave pretendiamo che si pronunci, cioè al limite dicendo: guardate, il giornalista ha sbagliato perché non doveva scrivere queste cose, doveva chiedere prima il permesso a Bubbico. E allora noi ci mettiamo l'anima in pace, rinunciamo all'adesione all'ordine in questi casi e facciamo i freelance senza aderire all'ordine dei giornalisti, ma qualche cosa l'ordine lo deve dire, cioè deve dire se abbiamo sbagliato noi o se sbaglia Bubbico. Ecco, noi non pretendiamo che ci dia ragione, meno di tutti pretendiamo che ci difenda, perché ci sappiamo difendere da soli e riteniamo di saperlo fare meglio di come lo farebbero loro, per quello che hanno dimostrato. Quindi pretendiamo questo, però pretendiamo allo stesso tempo che l'ordine si pronunci, cioè venga fuori da questa da questo timoroso approccio con la realtà. Sono successi dei fatti gravissimi, l'ordine non si può nascondere dentro i palazzi, deve venire fuori e deve dire qualcosa, pro o contro che sia, ma qualcosa lo deve dire. Bene, Nicola, adesso abbiamo la pubblicità. Dopo la pubblicità riprendiamo a raccontare, anzi, torniamo all'inizio di questa vicenda e cerchiamo di capire perché il vice ministro Bubbico ha calunniato, voi dicete, voi dite, scrivete, ha calunniato per limitare la libertà di stampa. Come nasce la querela di Bubbico in relazione a cosa e perché voi sostenete questa tesi chiara che l'azione dell'uomo di governo è stata compiuta con un fine preciso e in malafede, con dolo. Benissimo, proprio così. Il pensiero
22. Bene, eccoci di nuovo in onda con Nicola Piccenna, collegamento telefonico con noi, giornalista, già caporedattore del settimanale Il Resto, e vi ricordo anche che potete avere documentazione sulle vicende delle quali stiamo parlando, queste e altre, dal sito Toghe Lucane, tutta una parola, toghelucane.blogspot.it. Nicola, allora, vediamo di recuperare l'antefatto della vicenda che ci conduce alla questione che riguarda il viceministro agli interni, anche nell'attuale governo, oltre che nel precedente, Filippo Bubbico, che querela Nicola Piccenna, che è con noi stamani, il direttore del giornale Il Resto, Nino Grilli, ma anche l'ex ministro Carlo Giovanardi. In relazione a che cosa? Perché Bubbico si sente offeso, diciamo così, dalle parole di Giovanardi e da quello che avete scritto voi sul settimanale Il Resto? Sì, diciamo in ordine. Il 13 novembre del 2003 il governo Berlusconi emanò un decreto che stabiliva in Scanzano Jonico, in provincia di Matera, il sito unico di deposito delle scorie nucleari italiane. Tutte le scorie nucleari italiane sarebbero state stoccate in un'ex miniera di salgemma che si trovava a Scanzano Jonico, praticamente a pochi metri dal mare, tra l'altro. Quando venne emesso questo decreto, la popolazione di Scanzano e poi di tutta la Basilicata scese in piazza perché si riteneva che il sito non fosse idoneo a stoccare in regime di sicurezza queste scorie nucleari e perché, come spesso succede, ognuno vuole allontanare da casa sua depositi che possono essere inquinanti, possono essere pericolosi o vengono quantomeno percepiti come tali. Ci fu una rivoluzione di piazza, cioè una grande manifestazione di piazza. Per diversi giorni scesero in campo oltre 100.000 lucani. Diciamo, la Lucania è una regione poco popolata, quindi scese una grande parte della popolazione lucana in piazza, per le strade, sulle ferrovie, insomma ci furono manifestazioni. Dopo i primi giorni in cui i politici locali erano rimasti un po' sorpresi, diciamo così, da questa intensa manifestazione di popolo. E all'epoca Bubbico è presidente della regione. Bubbico, che era presidente della regione, si mise a capo della protesta. Un momento, diciamo, Bubbico, sì, presidente della regione, PD, Partito Democratico, comunque PDS, quello che era all'epoca, insomma, centro-sinistra, mentre il governo è centrodestra, Berlusconi. Si mise a capo della protesta, cioè tant'è che venne soprannominato il generale Bubbico, e nel giro di qualche settimana si ottenne il ritiro del decreto. Il decreto governativo fu ritirato. Subito dopo questo episodio, il ministro Giovanardi, parlando con un altro giornale locale, Il Quotidiano di Basilicata, rivelò, meravigliandosi, che durante il Consiglio dei Ministri che aveva emanato quel decreto era stato detto, era stato rivelato, era stato comunicato ai ministri che Bubbico, Filippo Bubbico, presidente della regione, era a conoscenza della decisione di ubicare il sito a Scanzano Jonico, aveva detto che non avrebbe mostrato entusiasmo per questa scelta, però che non avrebbe fatto le barricate per opporvisi. Quindi tutto sommato un accoglimento morbido così della decisione del governo. Questo rivelò Giovanardi, riferendo che si erano dette queste cose nel Consiglio dei Ministri del 13 novembre del 2003. Quando fece questa pubblicazione, Bubbico intervenne sempre sulla stampa dicendo: non è vero quello che dice Giovanardi, io lo querelo. Però poi la cosa non ebbe nessun seguito. A distanza di molto tempo da questa notizia, da questa pubblicazione, io andai ad intervistare, molto tempo vuol dire a distanza di un anno da questa pubblicazione, io andai a trovare Giovanardi, andai ad intervistarlo per approfondire l'argomento, perché evidentemente sapere che Bubbico era a conoscenza
e addirittura aveva dato questo accoglimento morbido, aveva promesso questo accoglimento morbido del provvedimento ministeriale, mentre d'altro canto aveva fatto il generale Bubbico, aveva fatto quello contrario, era una notizia sicuramente da approfondire. Quindi andai ad intervistare Giovanardi e pubblicai un articolo in conseguenza di questa intervista, in cui dicevo: ma questa storia va chiarita, perché Giovanardi conferma che il Consiglio dei Ministri ha detto che Bubbico era a conoscenza e avrebbe accolto, diciamo, in maniera morbida questo sito. Bubbico continua a dire che lui non sapeva niente, che è stato colto di sorpresa, che era nettamente contrario, eccetera, eccetera, continua a fare, diciamo, il populista sull'argomento. Scrissi un articolo in cui dicevo: fra queste due tesi bisogna capire quale tesi è vera, perché se Bubbico davvero era a conoscenza ed aveva promesso il suo accoglimento morbido, e allora, come i generali che tradiscono, andrebbe imputato di alto tradimento, evidentemente riferendo il tradimento alla fiducia della gente che l'aveva votato, che l'aveva sostenuto, che l'aveva portato ad essere governatore della Basilicata. Se invece viceversa, questo dicevo nell'articolo, Bubbico fosse estraneo o si dichiarasse estraneo, anche questo va chiarito, perché bisogna sgombrare ogni dubbio, ogni ombra dalla figura apicale che regge la regione Basilicata. Non può esistere un pettegolezzo da bar in cui Bubbico viene ritenuto colpevole di cose di cui non è colpevole, anzi bisogna dargli merito per aver difeso la regione dal sito unico. Questo era il tenore, il contenuto dell'articolo. Ho scoperto a distanza di poco tempo dalla pubblicazione dell'articolo, cioè a distanza di qualche anno per la verità dalla pubblicazione dell'articolo, che è del 2007 la pubblicazione, che Bubbico mi aveva querelato per quell'articolo e che la Procura della Repubblica di Matera chiedeva per me il rinvio a giudizio. Ecco, tra l'altro, Nicola, in quell'articolo del giugno del 2007, oltre a ciò che diceva Giovanardi, all'intervista, al contatto avuto con Giovanardi, ci sono altri documenti che incastrano Bubbico, no? Che voi pubblicavate. Sì, perché avevamo fatto un lavoro di raccolta, diciamo così, di documentazione. Ovviamente ogni serio lavoro di inchiesta giornalistica va sostenuto con documenti, non con i sentito dire, e avevamo così raccolto una serie di documenti e di atti che provavano il fatto che la regione, l'ente regione, quindi Filippo Bubbico, e anche gli altri enti locali, comuni e provincia, erano a conoscenza della idea, della ipotesi di ubicare a Scanzano un sito unico di scorie nucleari. Tant'è che la regione, addirittura 2 anni prima del decreto, aveva dato incarico ad un gruppo di docenti universitari, un incarico retribuito con 28.000 euro, quindi un incarico oneroso per le casse pubbliche, di verificare proprio se in quella miniera di Salgemma era possibile ubicare un deposito unico, un deposito di scorie nucleari. I docenti universitari dell'Università di Basilicata si erano espressi e avevano detto che non era possibile per una serie di considerazioni, non era sicuro quel sito, per cui sconsigliavano, anzi ritenevano che non fosse proprio il caso di pensare, non fosse proponibile. Questo succedeva 2 anni prima del decreto ministeriale, quindi è chiarissimo che la regione sapeva, diversamente non si poteva inventare di dare un incarico per analizzare proprio quella miniera di Salgemma, che poi così, per opera di non si capisce bene quale alchimia, veniva effettivamente scelta e stabilita come deposito dal governo italiano. Quindi Bubbico sapeva, ed è evidente da tutta una serie di atti che Bubbico sapeva. Quindi noi pubblichiamo questo articolo, ma nonostante tutti questi atti poniamo la domanda a Bubbico: ci vuoi spiegare se sapevi, se non sapevi? Cioè non abbiamo dato neanche per scontato che tutti quei documenti, che pure sono documenti chiarissimi,
non abbiamo dato per scontato che fosse quella la verità. Abbiamo chiesto a Bubbico di intervenire e Bubbico che cosa ha fatto? Invece che chiarire o smentire o pubblicare, ha querelato il giornalista, che sono io, e il giornale, il direttore del giornale Nino Grilli. Quindi già questa è una reazione impropria rispetto al tenore dell'articolo e soprattutto all'evidenza documentale che l'articolo presentava. Perché al limite avrebbe dovuto smentire i documenti, avrebbe dovuto dire che la delibera regionale di incarico era falsa, avrebbe dovuto dire che la perizia dei docenti universitari non era vera, insomma avrebbe potuto dire tante cose, ma lui preferisce querelare. E arriviamo alla Procura di Matera che sulla base di quella querela decide di chiedere per noi il rinvio a giudizio, perché dice effettivamente il processo, il fumus, potrebbero aver diffamato Bubbico. Quando noi abbiamo questa conoscenza, veniamo informati di questa vicenda qui, la prima reazione che ho avuto è quella di andare ovviamente a leggere gli atti e ho letto la querela che Bubbico aveva formulato nei miei riguardi, dicendo che lui querelava me perché la notizia pubblicata era assolutamente falsa e allegava alla querela fatta contro di me la querela presentata contro Giovanardi, perché diceva Giovanardi l'ha detto e querelo Giovanardi. Il giornale ha riportato questa notizia e querelo anche il giornale che ha riportato una notizia senza verificare adeguatamente che fosse vera, diciamo così. Questo attiene giustamente alle responsabilità del giornalista e del giornale di conseguenza. Quando quindi ebbi questa notizia, la prima cosa che feci, andai di nuovo ad intervistare Giovanardi per chiedere a Giovanardi, signor Ministro, anzi all'epoca non era già più Ministro, dico senatore, mi sa dire che fine ha fatto la querela di Bubbico che ha mosso nei suoi riguardi? E Giovanardi, proprio dandomi quasi dell'ingenuo sulla vicenda, disse ma vicenda è chiaro che la querela è stata archiviata, perché quello che ho detto io è vero. Ah, dico, è stata archiviata, e su che base? Dice, ma io ho depositato il verbale del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2003 e siccome nel verbale è scritto esattamente quello che io avevo detto, e cioè nel verbale è scritto che Bubbico era conoscente e avrebbe accolto in maniera morbida il deposito a Scanzano Ionico, il Tribunale dei Ministri ha archiviato il procedimento a mio carico. Ah, dico, benissimo. Allora sono tornato in sede a Matera, ero andato a intervistarlo a Roma, sono tornato a Matera, sono andato in Procura della Repubblica, ho detto, e ho scritto alla Procura, ho detto, scusate, per quanto riguarda quel procedimento per cui avete intenzione di rinviarci a giudizio, è sufficiente che acquisiate i dati relativi al procedimento a carico di Giovanardi, perché il procedimento si è risolto, eccetera, eccetera, gli raccontai quello che mi aveva riferito Giovanardi. La Procura della Repubblica, a distanza di qualche tempo, chiede al giudice d'udienza preliminare di fissare l'udienza per il rinvio a giudizio, e quindi torniamo a bomba e andiamo dal giudice per vedere quali erano stati certamente i svolti della Procura della Repubblica, e scopriamo che la Procura della Repubblica aveva scritto alla Procura di Roma, la Procura ordinaria di Roma, chiedendo notizie del procedimento a carico di Giovanardi. La Procura di Roma aveva risposto di non conoscere alcun procedimento a carico di Giovanardi, e quindi la Procura di Matera aveva chiesto il rinvio a giudizio ritenendo che non esistesse nessun procedimento a carico di Giovanardi, quindi quello che io avevo riferito non corrispondeva in realtà al vero, praticamente, per cui chiedevano il rinvio a giudizio. Quando abbiamo scoperto questo atto, abbiamo ulteriormente spiegato noi al procuratore di Matera, alla Procura di Matera, al sostituto, abbiamo detto, guardi sostituto, che siccome Giovanardi era ministro,
il procedimento non lo poteva tenere la Procura di Roma, la Procura ordinaria, perché per i ministri i procedimenti li tiene il Tribunale dei Ministri, quindi la Procura presso il Tribunale dei Ministri. Quindi fate la richiesta alla Procura giusta, spiegando noi a loro come funziona il sistema giudiziario italiano. La Procura non ha voluto formulare la richiesta al Tribunale dei Ministri, forse anche perché si sono sentiti, come devo dire, offesi dalla nostra lezione di diritto elementare. Comunque non so per quale motivo, però hanno ritenuto di non chiedere nulla, e anche il giudice per l'udienza preliminare ha ritenuto inutile fare questa richiesta e ha ritenuto inutile perfino interrogarne. Avevamo chiesto di interrogare Giovanardi e Matteoli, erano i due ministri che avevano affrontato l'argomento, all'epoca appunto ormai ex ministri, però all'epoca dei fatti erano loro titolari, avevano affrontato l'argomento, quindi avevamo detto chiedete a loro, interrogateli, è una delle facoltà del giudice per l'udienza preliminare, e chiariranno che quello che abbiamo scritto corrisponde esattamente alla verità. Dicevo, nessuno ha voluto ascoltare queste nostre richieste, perché in Italia funziona così. La giustizia è oberata di procedimenti penali, sono tantissimi, come tutti sanno, i tempi sono lunghi, però quando potrebbero evitare dei procedimenti penali inutili preferiscono non farlo, perché forse godono dell'avere tanti procedimenti a cui badare, non lo so, non so qual è. O versi, forse fa comodo che i giornalisti scomodi perdano del tempo a inseguire procedimenti a cascata, come è capitato nel nostro caso. Insomma, sta di fatto che noi siamo andati a processo. Quando siamo stati rinviati a giudizio, finalmente avevamo un titolo valido per accedere a questo famoso verbale del Consiglio dei Ministri, perché ho dimenticato di raccontare nel percorso, dopo i colloqui con Giovanardi, più volte io avevo richiesto l'accesso a questo verbale del Consiglio dei Ministri. Che poi era il documento in base al quale Giovanardi veniva archiviato il suo processo, insomma un documento fondamentale. Era un documento. Io la richiesta l'avevo avanzata alla Presidenza del Consiglio, perché è la Presidenza del Consiglio, diciamo, che gestisce queste richieste e gestisce l'accesso a questi atti, e lo gestisce con un estremo rigore, nel senso che non consente mai di accedere agli atti, perché è meglio non sapere piuttosto che sapere, così si preferisce in Italia. Questa è la concezione, diciamo, che va per la maggiore in Italia. Per cui la Presidenza ci aveva negato l'accesso a questo verbale perché non avevamo un motivo valido per accedere. Chiaramente quando veniamo rinviati a giudizio, quindi andiamo sotto processo per questa vicenda, maturiamo la validità del motivo, cioè abbiamo un motivo valido perché ci dobbiamo difendere. Ci dobbiamo difendere quindi per i diritti di difesa, e in questo caso la richiesta non la avanzammo più alla Presidenza del Consiglio, ma l'avanzammo direttamente al Tribunale dei Ministri, che aveva gestito il caso di Giovanardi. Il Tribunale dei Ministri in quel caso era quello ubicato fisicamente a Catanzaro, ha concesso immediatamente l'accesso e la copia all'intero fascicolo di Giovanardi, cioè a carico di Giovanardi, in cui era contenuto il verbale Consiglio dei Ministri, e poi c'era la sentenza di proscioglimento, di archiviazione del procedimento a carico di Giovanardi, in cui diceva il Tribunale dei Ministri: si archivia il procedimento in quanto Giovanardi, avendo allegato il verbale Consiglio dei Ministri ed essendo evidente che nel verbale Consiglio dei Ministri si afferma proprio quello che Giovanardi sosteneva, e cioè che Bubbico era a conoscenza dell'ubicazione del sito a Scanzano ed era consenziente, o quantomeno non avrebbe fatto le barricate, quindi perfettamente corrispondente a quello che Giovanardi aveva detto, per questo motivo si archivia il procedimento perché non c'è nessuna diffamazione. Chiaramente quando abbiamo preso questo documento la cosa non ci ha meravigliato più di tanto, se non per il fatto che Bubbico si viene
in processo a costituire parte civile contro di noi. Cosa vuol dire la costituzione di parte civile? Vuol dire che Bubbico non solo ribadisce praticamente l'accusa nei nostri riguardi, ma chiede anche di ricevere dei danni, oltre che la condanna penale, anche dei danni materiali che lui ha subito da questa presunta diffamazione. Ma soprattutto fa questa azione, cioè si costituisce parte civile, quando ben sapeva che Giovanardi, per la stessa querela, per lo stesso fatto, era stato archiviato. Il procedimento a carico di Giovanardi era stato archiviato. Ed è stato archiviato proprio perché nel verbale del Consiglio dei Ministri si diceva che lui sapeva che è la notizia che Giovanardi e noi avevamo reso pubblica. Quindi, diciamo, in questo momento, Nicola, il presidente, l'allora presidente, poi vice ministro Bubbico, nel momento in cui si costituisce parte civile, cioè chiede a voi i danni, è perfettamente consapevole che non esiste più questione su quel punto, perché il procedimento parallelo nei confronti dell'ex ministro Giovanardi è stato archiviato, documenti alla mano, verbale del Consiglio dei Ministri alla mano, che testimoniava che quello che diceva Giovanardi era vero, che era ciò che esattamente è stato scritto sul settimanale da te e dal direttore Grilli, no? Quindi in quel momento Bubbico è consapevole che la sua azione diventa un'azione, chiamiamola persecutoria, intimidatoria nei vostri confronti, perché l'oggetto del contendere è già stato giudicato. Quindi lui è consapevole che ciò per cui chiede i danni non esiste e lo addebita a voi. E questo è un aspetto che, oltre che farci rabbia, diciamo così, sul piano della reazione istintiva, è un aspetto che desta enorme preoccupazione sul piano invece più razionale, perché vuol dire che Bubbico ritiene di poter condizionare l'operato della magistratura, quindi ottenere una condanna da noi, nonostante l'evidenza del verbale del Consiglio dei Ministri, che già ha prodotto un pronunciamento della magistratura per quanto riguarda Giovanardi con l'archiviazione del procedimento. Cioè Bubbico sa tutto, conosce gli atti, sa che per Giovanardi c'è stata archiviazione, si costituisce parte civile sapendo che noi abbiamo la copia di quegli atti, quindi che la esibiremo, perché è chiaro ci dobbiamo difendere, la esibiremo, e nonostante questo ha il coraggio, devo dire io, o la sfrontatezza di presentarsi davanti a un giudice e chiedere giustizia. Quindi vuol dire che non teme quello che dovrebbe essere la conseguenza immediata da parte del giudice, del giudicante di Matera in questo caso, in questo processo, che dovrebbe essere l'iscrizione di Bubbico per la richiesta alla procura di iscrivere Bubbico per calunnia nel registro degli indagati. È per questo, Nicola, che tu... ai spettatori che la calunnia è un reato perseguibile d'ufficio, non c'è bisogno della querela. Dico, è per questo, Nicola, che tu scrivi che Filippo Bubbico è un calunniatore. Si può definire così? Si può definire così perché la calunnia tecnicamente è il reato che si commette quando si accusa una persona di aver commesso qualcosa, in questo caso la diffamazione, sapendo che la persona è innocente e chiedendo che venga punito per un reato di cui si conosce invece che quella persona non ha commesso, di cui si conosce l'insussistenza, diciamo, della persona. Quindi questo dato, questo è il motivo per cui io dico Bubbico è un calunniatore, perché è documentale l'evidenza della sua calunnia ed è anche una persona che tenta di incutere paura in noi giornalisti, ovviamente non ci riesce, proprio per la ostentata persecuzione del reato, in questo caso quando lui ha evidenza che quel reato non è stato commesso, che per lo stesso presunto reato Giovanardi è stato archiviato, c'è stata l'archiviazione del procedimento a carico di Giovanardi. Quindi questo atteggiamento, che è un atteggiamento che
tipicamente inquadra quella che tecnicamente si chiama modalità mafiosa, è un atteggiamento insopportabile da parte di chiunque, ma ancora di più da parte del vice ministro degli interni, che nella sua specifica qualità oggi continua ad essere parte civile in questo processo. Quindi diciamo ad oggi, mentre noi parliamo, c'è ancora in piedi questa vicenda giudiziaria. Esatto, questa vicenda giudiziaria è ancora pendente. Bubbico è stato interrogato perché nei procedimenti penali la parte offesa può essere e viene interrogata quasi sempre, e ha ribadito sotto interrogatorio le sue accuse nei nostri riguardi, e quindi ha ribadito sotto interrogatorio quelle che appaiono alla luce del verbale del Consiglio dei Ministri delle assolute falsità. Sotto interrogatorio ha detto cose non vere, cose false. L'evidenza è documentale. Allora, ad una persona così non è concepibile che si consenta di svolgere un ruolo di altissima responsabilità istituzionale, qual è quello che lui attualmente svolge di viceministro agli affari interni. Cioè abbiamo a che fare con una persona che ha delle responsabilità altissime proprio nel quadro delle istituzioni che presiedono fra l'altro la giustizia. Cioè, quindi un viceministro agli interni che calunnia dei giornalisti per farli tacere sapendo che sta dicendo delle cose false, lui viceministro degli interni. Ora, di questa cosa qui, che praticamente è tutta documentale, cioè non sono le mie opinioni o la mia, come devo dire, rabbia di indagato, di imputato, ma sono evidenze documentali, noi avremmo avuto piacere che l'ordine dei giornalisti si facesse carico. Ripeto, noi non abbiamo bisogno di essere difesi in questo procedimento, perché la nostra innocenza è palese, è documentale, è provata, quindi noi non saremo mai, possiamo essere condannati per queste cose qui. Però quello che invece non è accettabile è che l'ordine dei giornalisti non faccia una battaglia in difesa della libertà di stampa, quindi non in difesa dei giornalisti che si sanno difendere da soli e soprattutto non hanno niente da cui difendersi, ma in difesa della categoria, perché il segnale che viene dato in Basilicata, perfettamente recepito, è che chi si mette contro Bubbico o contro il potente di turno, in questo caso Bubbico, passa dei guai. E questo segnale è talmente percepito con chiarezza e assorbito con chiarezza che nessuno dell'ordine dei giornalisti della Basilicata si è premurato di fare alcun tipo di intervento pubblico sulla vicenda, e io torno a dire, come dicevo pochi minuti fa, che soprattutto il presidente dell'ordine dei giornalisti di Basilicata avrebbe avuto il dovere di intervenire, anche al limite, se lo ritiene, censurandoci. Ma questo silenzio manda un segnale chiarissimo, fortissimo a tutti i giornalisti, cioè il segnale è quello: fatevi i fatti vostri, statevene sotto le tettoie che avete, non tirate fuori il naso dalle finestre, state buoni e zitti, perché chi sgarra, o meglio chi parla, viene punito ed è lasciato solo. Questo è il messaggio gravissimo che passa in Basilicata. Ecco, tu hai fatto, Nicola, un ragionamento paradossale apparentemente, di questo tipo, mi sembra, no? Il sottosegretario per 24 ore, anzi forse meno, Gentile, si è dovuto dimettere per la questione delle presunte pressioni su un quotidiano calabrese affinché non fossero pubblicate notizie che riguardavano il figlio e l'indagine a carico del figlio, e peraltro non c'è nessuna, a quanto ci risulta, prova documentale, diciamo, delle pressioni, che le pressioni fossero giunte dal sottosegretario Gentile, dal senatore Gentile, a prescindere, diciamo, dal suo contesto di riferimento e da tutto quello che sta dietro all'universo del senatore Gentile, che è un altro paio di maniche. Però qui invece, al contrario, siamo davanti a un vice ministro di un ministero importante, quello degli interni, come Bubbico,
per il quale le prove documentali ci sono, per cui tu non esiti a scrivere e a dire che Filippo Bubbico è tecnicamente un calunniatore. È uno che ha fatto questa azione per limitare oggettivamente la libertà di due giornalisti e la libertà di stampa, perché la libertà di stampa non è un concetto astratto, vive di cose concrete. Quando dei giornalisti come te, come il settimanale Il Resto, fanno delle inchieste concrete, documentate, precise, e ricevono in cambio intimidazioni da parte del potente di turno, quello è una limitazione della libertà di stampa, non è un principio astratto di cui ci si può riempire la bocca nei convegni così, come se fosse un nobile principio, si incarna nella realtà, e questo è un esempio. E documentalmente il vice ministro Bubbico calunnia due giornalisti per togliergli la possibilità o la voglia o il gusto, diciamo, o per sperare di farlo, di scrivere, di fare il loro mestiere. Questo significa violare la libertà di stampa o tentare di farlo. Quindi Gentile si dimette e non c'è nessuna prova documentale. Nel caso Bubbico abbiamo i documenti che la dicono chiara, eppure non se ne parla, giusto? Esatto, ma soprattutto mi permetto di fare una precisazione rispetto a quello che dicevi, no? Nel senso che un ulteriore passaggio, cioè Bubbico sa benissimo che noi non ci intimidiamo e continuiamo a lavorare, a scrivere, a fare il nostro mestiere, ma il messaggio che lui manda più che a noi va oltre voi giornalisti. certo, sì, va oltre voi. E infatti lui va molto oltre, per questo dicevo che non ci riguarda granché, nel senso non siamo preoccupati per noi stessi, e oltre noi il messaggio che lui manda è arrivato, tant'è vero che l'ordine regionale è stato completamente silente su tutta questa vicenda. Quindi la preoccupazione non solo è che Bubbico manda dei messaggi di tipo mafioso, con metodologia mafiosa alla stampa locale, ma anche che esiste la prova provata che questi messaggi arrivano e che la stampa tace, o perlomeno le organizzazioni di categoria tacciono su questo argomento. Allora noi solleviamo questo allarme, prima ancora che la lamentela verso Bubbico, cioè che Bubbico si dimetta o meno, a noi interessa relativamente. Interessava il caso Gentile che abbiamo citato. In quel caso è intervenuto l'ordine nazionale dei giornalisti e l'ordine locale, regionale, calabrese giornalisti, ha dichiarato che si sarebbe costituito nel procedimento, qualora fosse sorto un procedimento contro Gentile. Quindi c'è stata una presa di posizione dell'ordine nazionale e regionale in quel caso su un fatto che era tutto da chiarire, tutto da documentare. Ecco, non voglio essere il difensore di Gentile, però parliamo di una ipotesi, di una abbastanza, non dico remota, però sicuramente una ipotesi completamente destituita da prove documentali fino ad oggi, no? Mentre nel caso in cui abbiamo un fatto documentato, ampiamente documentato, accertato in atti, c'è tutto questo silenzio, vuol dire che i messaggi intimidatori arrivano a destinazione e sortiscono l'effetto, quello di lasciare due giornalisti da soli a combattere una battaglia e tutti gli altri sotto copertura, nel senso in silenzio, perché è pericoloso schierarsi e non si ottengono sostegni concreti da parte dell'ordine, da parte degli organismi di categoria. Ecco, questo è il motivo centrale per cui noi stiamo continuando questa battaglia di informazione e per cui ti ringraziamo molto, Giulio, di averci dato questo spazio che, come vedi, paradossalmente noi del profondo sud troviamo spazio nel profondo nord, parlando delle famose questioni che politicamente dividono l'Italia, no? Tra le vicende, perché stiamo facendo una battaglia, e di questo ti diamo atto e diamo atto alla tua emittente radiofonica Radio Padania. Stiamo facendo una battaglia che è molto più importante di tutte le altre battaglie che pure è giusto fare, su cui è giusto schierarsi, condividere o non condividere le posizioni che riguardano il futuro dell'Italia. Ma
a monte di tutto il futuro dell'Italia non potrà mai essere garantito, mai essere tutelato, se non c'è una informazione libera e indipendente che è in grado di informare i cittadini. Cos'è che dà fastidio a Bubbico in tutta questa vicenda? Dà fastidio far conoscere a tutti, ha dato fastidio far conoscere a tutti che il governatore della Basilicata per un verso si metteva d'accordo col governo Berlusconi addirittura, quindi con un governo anche di parte politica avversa, per concludere una serie di operazioni sul territorio, però facendo poi la parte del difensore del popolo, del difensore degli interessi lucani. Ecco, smascherare questa doppiezza tipica di un certo modo di fare politica, non voglio generalizzare, ma c'è un certo modo di fare politica che usa di questa doppiezza, come devo dire, a piene mani. Smascherare questa cosa qua dà più fastidio di qualsiasi altra, come devo dire, accusa, di qualsiasi altra. Noi abbiamo mosso attraverso inchieste giudiziarie a Bubbico dei rilievi forse anche più gravi di questo, ma ci ha querelato solo per questo. Ecco Nicola, se tu hai ancora un po' di tempo, io vorrei toccare anche un'altra questione che peraltro anche tu hai messo in luce sul blog, di cui poi ricordo adesso subito, anzi l'indirizzo, perché così trovate tutto, trovate anche i documenti, cioè sono interessanti, il verbale del Consiglio dei Ministri del 13 novembre del 2003. Anche lì, a proposito di politica, come la si racconta al cittadino e come la si fa concretamente, c'è qualche osservazione da fare. È un'utile lettura il verbale del Consiglio dei Ministri, perché, come del resto è anche presumibile per certi aspetti e in una certa misura, all'interno del Consiglio dei Ministri si discute in un modo, mentre all'opinione pubblica si raccontano altre cose. Quindi c'è quel documento, c'è l'articolo originariamente pubblicato il 9 giugno del 2007 sul settimanale Il Resto, e c'è anche il testo della querela di Bubbico contro il ministro Giovanardi, no? Quindi potete leggervi tutto questo sul blog toghelucane.blogspot.it. Però quello a cui volevo accennare adesso, Nicola, è un'altra questione, perché tu dici un'utilità a questo processo, che è ancora in corso peraltro, quindi con tutte le spese, tra l'altro, e con tutto il dispendio di energie, di soldi, di tempo, continuiamo a dire che la giustizia è ingolfata e poi la ingolfiamo ulteriormente con cose di questo genere, addirittura su impulso di un vice ministro agli interni che sa che la questione di cui si sta trattando in quel processo non esiste più, è già stata affrontata nel caso Giovanardi, abbiamo già capito che la storia era esattamente quella che avete raccontato voi. Ciò nonostante, diciamo, non solo l'azione giudiziaria prosegue, ma a un certo punto si dichiara anche leso, per cui vuole i danni, parte civile, in questa vicenda. Quindi aggrava, diciamo così, il tono dell'intimidazione nei confronti dei giornalisti, che però poi si riverbera anche nel costo per la collettività, perché il processo è in corso con tutto ciò che appunto ne consegue, in termini anche di dispendio di risorse pubbliche e di sottrazione di tempi, forse per l'esercizio della giustizia su questioni un po' più rilevanti, che non credo che latitino o manchino in un territorio come quello al quale ci riferiamo, no? La giustizia potrebbe occuparsi di ben altre cose piuttosto che di una querela del vice ministro Bubbico, che sa che non ne esistono neanche i presupposti. Però tu dici un'altra utilità, tra virgolette, questo processo ce l'ha avuta, e per esempio ha consentito appunto di acquisire, di conoscere il verbale del Consiglio dei Ministri di cui abbiamo detto, dal quale emerge, ma guarda un po', che c'è un'altra persona che forse gli ascoltatori di questa rubrica si ricordano, perché ne abbiamo parlato in relazione a tutt'altre vicende, ovvero un noto avvocato, senatore di un partito in teoria completamente opposto a quello di Bubbico, Alleanza Nazionale, no? Un noto avvocato, esponente politico, sindaco di Matera, che fa da intermediario tra il governo, diciamo così, e gli enti locali, quindi il presidente della Basilicata Bubbico, i sindaci, il sindaco di Scanzano e gli amministratori locali. Di chi stiamo parlando, Nicola? Allora, così diciamo un nome che magari qualcuno ricorderà. Parliamo dell'avvocato Emilio Nicola Buccico,
all'epoca, cioè nel 2003, quando succedono questi fatti, membro del Consiglio Superiore della Magistratura in quota AN, Alleanza Nazionale, il quale avvocato, anche lui aveva proposto querela nei nostri riguardi, querela ancora pendente su cui la magistratura ancora non ha deciso cosa fare, lamentando di averlo citato sempre a riguardo della vicenda Scorie, dicendo che alcune voci non controllate dicono, si diceva all'epoca quando abbiamo scritto, che anche Buccico fosse stato d'accordo o in qualche modo fosse stato parte di quella decisione per la ubicazione a Scanzano del deposito unico di scorie nucleari. Quindi anche Buccico ci querela. Scrivendo nella querela, non solo io non ho mai avuto a che fare, non ho mai incontrato nessun componente delle amministrazioni locali sul tema del deposito unico di scorie nucleari, ma addirittura io ho avuto una posizione ufficiale concedendo un'intervista al giornale La Gazzetta del Mezzogiorno in cui mi sono detto contrario al deposito di scorie a Scanzano Ionico. Quindi insomma anche lui la pensava, era un generale anche lui, diciamo, contro il deposito delle scorie. Sì, non aveva fatto, non c'era il però c'era il generale, aveva pubblicato un articolo e rivendica questa sua posizione di ostilità nella querela contro di noi, perché querelare i giornalisti da noi è una moda. Il generale Bubbico in campo e il generale Buccico alla scrivania, diciamo. Esatto, proprio così. Ora, noi di questa querela, siccome avremmo avuto, devo dire sinceramente, difficoltà a difenderci... Scusa Nicola, scusa, apro una parentesi, poi ritorniamo al fatto, ma quante volte ti ha querelato Buccico, attenzione, Bubbico, PD, vice ministro degli interni, Emilio Nicola Buccico, Alleanza Nazionale, diciamo centrodestra, CSM, presidente degli avvocati, e sindaco di Matera. Quante volte ti ha querelato Buccico? Allora, Buccico mi ha querelato circa una trentina di volte. Quante volte sei stato condannato? Devo dire, una volta sono stato condannato recentemente in primo grado, stiamo facendo l'appello su tutte queste querele, poi se ci sarà il tempo, ma non vorrei concentrare su questo, spiegheremo una condanna che adesso lo possiamo dire. Io sono stato il primo a dare notizia della condanna. La notte stessa in cui è uscita la sentenza io ho mandato a tutti i giornali e giornalisti di cui ho riferimenti, quindi abbastanza ampi in Italia, un comunicato stampa in cui davo conto della condanna. Anche in quel caso chiedevo all'ordine dei giornalisti di esaminare l'articolo e di dirci dove eventualmente avevamo sbagliato, perché noi giornalisti possiamo anche sbagliare, dobbiamo, come devo dire, migliorarci, no? Se lo scopriamo. Ovviamente anche in quel caso l'ordine non ha risposto, ma è un altro paio di maniche. Però non voglio concentrarmi su questo aspetto, diciamo così, di interesse personale, salvo che appena presentiamo l'appello potrò rivelare su questa condanna alcuni dati clamorosi su come è stato condotto il processo, ma non voglio anticipare. Ne parleremo. Mentre Buccico, dicevo, ha fatto queste 30 querele circa, in queste 30 querele ha querelato, si è lamentato di circa 60 articoli pubblicati, e praticamente per un anno ininterrotto, per tutto il 2007, diciamo da settembre 2006 fino a luglio 2007, ha querelato il giornale e me per tutti gli articoli dove era riportato il nome Buccico, in maniera sistematica. Fra tutte queste querele ce n'è una che riguarda la vicenda di Scanzano, come dicevo prima, del deposito unico. Quindi Buccico fa questo tipo di querela. Noi apprendiamo, non sapevamo che nel verbale del Consiglio dei Ministri si facesse proprio esplicito riferimento a Buccico, o meglio, chiedo scusa, implicito riferimento, perché scopriamo quindi nel verbale del Consiglio dei Ministri a un certo punto che il ministro Matteoli dice: il presidente della provincia di Matera voleva essere rassicurato circa la fattibilità o le conseguenze che poteva avere dal punto di vista legale
l'ubicazione del deposito nella provincia di Matera, del deposito unico di scorie nucleari, nella provincia di Matera. Ho organizzato l'incontro con un mio amico, dice Matteoli, noto avvocato, che in questo momento, quando lui parla, il 13 novembre 2003, svolge un alto ruolo istituzionale e di cui non faccio il nome, per cui non faccio il nome, mi consentirete di non fare il nome. Da questa frase si poteva capire che quell'alto ruolo istituzionale era proprio l'incarico presso il CSM e che quel suo amico era Emilio Nicola Buccico. Però non si poteva ancora dire che fosse Buccico, perché ci hanno querelato per molto meno, figuriamoci se avessimo detto che era lui. Per cui noi abbiamo dovuto pazientare e aspettare l'interrogatorio di Matteoli, proprio durante questo processo. Per questo io dico, paradossalmente è stato utile questo processo, perché durante l'interrogatorio il nostro avvocato ha chiesto a Matteoli: scusi, ma chi è questo suo amico avvocato, eccetera eccetera, e Matteoli ha risposto: Emilio Nicola Buccico. Ma guarda un po'. Si sancisce anche adesso in via documentale la calunnia di Buccico. Cioè Buccico ha querelato me e il giornale dicendo che non aveva mai avuto contatti con l'amministrazione pubblica e che addirittura lui era contrario al deposito, e mentre si scopre che ha avuto contatti certamente col presidente della provincia, che sicuramente è un'amministrazione pubblica, su questa vicenda, e che addirittura ha rassicurato il presidente della provincia dicendo: stai tranquillo, la cosa si può fare, non comporterà problemi per te, e il presidente della provincia, rassicurato da Buccico, ha dato anche lui il suo assenso alla ubicazione del deposito in Scanzano Jonico, cioè nella sua provincia. Questa è un'altra evidente calunnia, ma soprattutto questa è l'evidenza che Buccico, come si suole in alcuni ambienti politici che sono trasversali, non sono di destra o di sinistra, ma sono di destra e di sinistra, identicamente a quanto fa Bubbico, addirittura fa pubblicare un'intervista su un giornale, sulla Gazzetta del Mezzogiorno, dicendo che lui è contrario al deposito, quando invece dietro le quinte è quello che ha rassicurato il presidente della provincia dicendogli che il deposito si poteva fare. Cioè siamo alla doppiezza, alla bugia, alla menzogna, come devo dire, conclamata, esplicita, in danno della gente comune, perché chi legge il giornale e non ha un'informazione adeguata, e non poteva averla ovviamente un'informazione adeguata se non ci fosse stato questo processo, chi leggeva il giornale si sarebbe fatto l'idea che Buccico era contrario al deposito a Scanzano, che Bubbico era contrario al deposito a Scanzano e non sapeva niente, e che quindi tutti lavoravano per il bene comune, per il bene degli elettori lucani e delle popolazioni che insistono in questa sfortunata regione. Sfortunata perché, come devo dire, ha questo tipo di rappresentanti pubblici. Quindi abbiamo un modus operandi che è trasversale, che riguarda la destra Bubbico Alleanza Nazionale e la sinistra Bubbico PD, e che è spudorata, nel senso che mente agli elettori, mente ai cittadini, e quando emerge che sta mentendo ai cittadini si vuole e ricorre allo strumento giudiziario della querela, della denuncia. Quindi è chiarissimo che lo scopo di questo ricorso alla giustizia è quella di far tacere l'informazione. Ecco, per questo voi scrivete, voi parlate di associazione a delinquere con modalità mafiosa per mettere a tacere l'informazione. Questo è la lettura tecnica di quello che non è una lettura, come devo dire, umorale di questa lettura. Enfatica. Noi siamo abituati in Italia a usare il termine mafioso anche se uno magari ci guarda con uno sguardo truce, no? Ecco,
il termine mafioso in questo caso è usato in maniera propria e tecnica, cioè chi utilizza la giustizia per perseguire fini illeciti attraverso, che appare chiaramente come una minaccia quella del ricorso alla giustizia, opera con modalità mafiosa, e questo gruppo di persone, poi se ne aggiungono anche altri, adesso abbiamo parlato di questi due come se fossero il peggio del peggio, c'è anche, come devo dire, sono in buona compagnia, ecco. Per questo sono un'associazione, sono più di due, per essere associazione bisogna essere tre. L'unico che fa eccezione a questa norma è il sottoscritto Piccenna Nicola, che è stato iscritto di associazione per delinquere insieme a Filippo De Lubac e Claudio Galante, che sono due pseudonimi, quindi io penso di essere l'unico in Italia. Scusami se rido e se sorrido, Nicola, però insomma. Quindi sono l'unico ad avere il privilegio di essere un'associazione a delinquere, una e trina, diciamo, come con te stesso. Con te stesso. Vabbè, Nicola, noi dobbiamo salutarci adesso qui. Credo che chi ci ascolta abbia ricevuto un quadro molto chiaro, e la classe dirigente, diciamo, si vede che questa qui è l'onda del rinnovamento, che probabilmente è questo, diciamo, il nuovo che avanza si compone anche di questi soggetti qua. Sarà ben difficile, diciamo, cambiare il paese, come ci viene detto da autorevoli esponenti politici di primissimo piano, se la materia prima rimane questa qui. Comunque, scusami se banalizzo, se traduco terra a terra, però insomma mi viene spontaneo pensarlo. Io devo salutarti, adesso dobbiamo tornare alla Camera con la legge elettorale. Intanto però grazie come sempre anche per il racconto preciso, dettagliato e basato su documenti che ci hai fatto. Noi torneremo a risentirci a breve, e intanto io consiglio anche la lettura del blog, perché lì c'è un catalogo di tante delle questioni di cui abbiamo parlato in questi anni con Nicola Piccenna e anche oggi. Il blog toghelucane.blogspot.it. Grazie Nicola Piccenna, buon lavoro, ci risentiamo presto. Grazie Giulio, grazie Radio Padania, buona giornata. Noi torniamo alla Camera dei Deputati e credo che possiamo sentire in questo momento la dichiarazione di voto per quanto concerne la legge elettorale del deputato leghista Bragantini. Ringrazio Presidente Dell'AI. Chiedo ora di intervenire il deputato Matteo Bragantini. Prego, ne ha facoltà. Onorevole Presidente, onorevoli componenti del Governo, onorevoli colleghi. Parliamo finalmente della legge elettorale. Avete voluto fare una legge elettorale senza passare dalla Commissione. Se avete voluto fare una legge elettorale solo mettendosi d'accordo due partiti, Forza Italia e PD, una legge elettorale che, non facendo tutto il lavoro in commissione, è dovuta cambiare in aula, facendo degli emendamenti ai relatori, perché il sistema non funzionava. Un sistema che non funzionava e non funziona. L'avete chiamata Italicum, qualcuno la chiama Sistum, Sistum primo, perché dopo ci sarà il Sistum secondo, terzo, non fino al quinto, non superiamo il quinto perché i papi di Sisto ce ne sono stati solo 5. Io la chiamerei più Forza Italicum, un ritornare al passato, perché è una legge che fa il vantaggio solo di due partiti che con questa legge pensano di avere una maggioranza. E la cosa assurda è che è una legge che non permette neanche che ci sia un'opposizione, cioè questi due partiti hanno deciso anche chi deve fare opposizione, perché le soglie di sbarramento così alte non vanno a togliere la forza alla maggioranza, perché lì c'è già il premio di maggioranza, ma vanno a limitare le forze di opposizione. Avete paura anche di quelle forze di opposizione che hanno il 4,5 se sono in coalizione, dunque 2 milioni e mezzo di voti, oppure quelle forze di opposizione che hanno un po' meno dell'8%, dunque parliamo di 4 milioni e mezzo di voti, di essere presenti e di controllare una maggioranza. Questo veramente è una cosa anticostituzionale, è una legge sbagliata, una legge che permette, e faccio un esempio, al PD di allearsi con Forza Civati, oppure con la lista, o insieme alla lista Viva Cooperlo, o insieme ad altre liste di sinistra, col 17 o il 15% di avere il 55% dei seggi.
Questa non è democrazia. Si utilizzano le liste piccole, le liste civette, le liste truffa, perché non avete neanche voluto approvare quegli emendamenti che andavano a impedire la formazione di quelle liste che non hanno seguito, che prenderanno lo 0,5, lo 0,4, lo 0,1, che però porteranno i loro voti non per i seggi, ma per la coalizione, per i premi di maggioranza o per i voti per la coalizione. Questa è una cosa assurda, questo è quello che non ci piace. E in più è una legge che è totalmente casuale. Io faccio sempre l'esempio delle simulazioni del 2006. In Abruzzo, nella simulazione fatta dagli uffici della Camera, in Abruzzo l'allora Ulivo, con circa il 35% dei voti, faceva 2 deputati. Il partito di Rifondazione Comunista, con circa l'8%, faceva 1 deputato. Forza Italia col 17% faceva 0 deputati. L'UDC col 5% dei voti faceva 0 deputati, la Lega Nord con lo 0,8% faceva 1 deputato. Per carità, noi siamo contentissimi. Abbiamo visto altre simulazioni che addirittura ci passavano dei parlamentari con qualche 0, qualcosa in Molise o in Campania o in Puglia. Ci fa piacere avere dei rappresentanti anche nel sud, però non è democratico. È ingiusto, perché noi avevamo chiesto che almeno nei partiti si sapesse in quali collegi passassero i parlamentari, perché se in un collegio la Lega Nord o l'Ulivo ha la maggioranza dei voti, deve avere lì i deputati, non deve averci dove c'è lo 0, perché non è rappresentativo del territorio. Questa è una cosa assurda, totalmente assurda. Poi avete fatto una legge dove non ci sono le preferenze. Avete detto negli ultimi anni che bisogna fare una legge, che bisogna ridare il potere agli elettori per scegliere i propri rappresentanti. L'avete detto in tutte le salse, in tutte le trasmissioni, in tutti i comizi, e qua avete votato contro le preferenze singole, ma neanche contro le preferenze di genere. Quello che adesso noi al Senato tentiamo di portare avanti, ed è grazie alla Lega Nord che al Senato si farà forse legge sulle preferenze di genere per il Parlamento europeo, grazie alla Lega Nord. Qua voi vi siete opposti, avete voluto ancora i listini. Per avere un contentino avete voluto la multicandidatura fino a 8 collegi. Dunque riuscite a fare dei collegi più grandi, perché farete tutte le stesse persone, fino a 8 collegi. Dunque rimarrà il Porcellum. Questo è un super Porcellum. Questa è una legge che leva democrazia, che è anticostituzionale, che non creerà i presupposti per poter veramente cambiare questo Stato. Perché voi dite questo è l'inizio delle riforme, ma se l'inizio delle riforme è partire dalla legge elettorale, dove una minoranza diventa maggioranza e per questo riesce a cambiare dopo la forma dello Stato, perché un partito col 16% avrà il 55% dei seggi e potrà fare le riforme costituzionali, vorrà dire che questa non è più una democrazia, ma una dittatura. E per fortuna, quando è stata presentata questa legge, da parte del Premier Renzi c'è stato un discorso molto importante. Le riforme si fanno con il maggior consenso possibile. Se il maggior consenso possibile è PD e Forza Italia, tagliando fuori tutti gli altri, questo non vuol dire il maggior consenso possibile, è semplicemente il maggior consenso numerico in quest'Aula. Questa è una legge che non ci piace, una legge che ci fa schifo, che allontanerà ancora di più i cittadini dalla politica e rischierà che molti cittadini, molte persone scontente, abbiamo già visto i promodi a dicembre, quando ci sono state le rivolte del 9 dicembre, formato da i Forconi e altri, Azione Rurale, tanti altri associazioni di cittadini che volevano cambiare questo Stato. Vorrà dire che ci saranno ancora più proteste in piazza, non verranno istituzionalizzati, ci saranno tantissimi movimenti che, sapendo che il loro voto non serve assolutamente a niente, preferiranno muoversi in altra maniera.
e questo non è il bene della democrazia. Avete addirittura bocciato delle cose ovvie. Avevamo detto che perché il ballottaggio sia valido vadano a partecipare almeno il 50% dei cittadini, e invece no, avete detto non è giusto. Voi preferite che poche persone vadano a votare, quelle poche persone siano i vostri iscritti. Questo è una cosa indecente. Sulle quote parità di genere vi siete spaccati, il PD si è spaccato in una maniera incredibile e tentavano dopo di dare la colpa a noi della minoranza che in ogni caso abbiamo votato a favore. Quest'Aula, solo il PD insieme a SEL ha la maggioranza assoluta. Se quelle norme non sono passate è perché molti parlamentari del PD non ha votato, come non ha votato per le preferenze. Tanto è vero che le preferenze non sono passate per 20 voti, ma era presente tutto il governo. Avete dovuto chiamare le truppe ministeriali per non far passare le preferenze. Dunque è una vostra responsabilità, prendetevela tutta. Siete voi che volete i listini, siete voi che a differenza dei comuni dove decidono i cittadini, a differenza delle regioni dove decidono i cittadini con le preferenze, a differenza dell'Europa dove sono i cittadini che decidono con le preferenze, volete che in Parlamento vengano solo i nominati, gli amici del capo di turno, dei bravi servitori, persone che non vanno a dare fastidio al capo di turno. Questa è la vostra responsabilità. Però questa legge e questo dibattito è stato surreale per altri versi, a parte appunto la discussione che non c'è stata, le aperture che non ci sono state. Ma la cosa surreale è che si continuava a dire: i nostri cittadini aspettano la legge elettorale, questa è la priorità dello Stato. Svegliatevi, le priorità di questo Stato è il lavoro, la disoccupazione, le tasse. I cittadini sono a casa senza lavoro, queste sono le priorità, non la legge elettorale. Per questi motivi e per molti altri noi voteremo contro questa legge. Hai mai sognato di ascoltare la radio?